affida alla Presidente del Senato Casellati l'incarico esplorativo mirato, trovare una maggioranza tra centrodestra e Movimento 5 Stelle entro venerdì. Inchiesta sui PFAS, si prospetta l'ipotesi di disastro ambientale, oggi l'incontro del Comitato dei Genitori No PFAS con il Procuratore Generale del Tribunale di Vicenza Antonino Cappelleri. Tragica giornata sulle strade del Veneto, 2 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti, auto contro bus a Padova, muore 54enne a Bussolengo, è deceduto un giovane Centauro. Gas radon, oltre i 1000 consentiti riscontrato dall'ARPAV in un asilo nido di Padova, in attesa degli interventi i bimbi trasferiti in altre strutture del comune. Processo BPV, beni sequestrati a Zonin, la difesa rinuncia al ricorso contro il sequestro, gli avvocati degli azionisti sorpresi parlano di strategia in vista e vi sarebbero altri sequestri, forse più importanti. Vittima dei bulli, una ragazzina di 13 anni si è gettato dalla finestra della scuola nel Veneziano e a Castelfranco arriva il vigilante antibulli. 1396 concorrenti per un solo posto di ostetrica a Padova, prima prova di ammissione questa mattina, è servito il Palasport San Lazzaro per ospitare le partecipanti arrivate da tutta Italia. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano, la politica. Mattarella ha affidato alla Presidente del Senato Casellati l'incarico esplorativo mirato, trovare quindi una maggioranza tra centrodestra e Movimento 5 Stelle entro venerdì. Un colloquio durato circa un'ora, sentiamo. Ho ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo nei termini già espressi dal comunicato. Ho ringraziato per la fiducia accordatami il Presidente Mattarella, che terrò costantemente aggiornato. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste settimane il ruolo di Presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi molto rapidi. Grazie. 11:40 è durato meno di un'ora il colloquio tra il Capo dello Stato e la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Tocca ora alla senatrice padovana il difficile compito di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra ed il Movimento 5 Stelle e l'indicazione condivisa di un Presidente del Consiglio per costituire il nuovo governo. Un mandato esplorativo sicuramente complesso e con delle limitazioni ben precise, visto che il Presidente Mattarella ha definito partiti e tempi. Entro la giornata di venerdì la Casellati dovrà riferire l'esito dei colloqui. Immediate le reazioni dei partiti. Dal Veneto il Presidente della Regione Luca Zaia apprezza la scelta del Capo dello Stato. Il Presidente Casellati è una persona in gambissima, la conosco da molto ed è in grado di capire se si potrà chiudere questa partita. Immagino che se continueranno ad esserci veti è una partita che non si chiuderà mai, ha commentato Zaia in visita al Salone del Mobile di Milano. Sulle tempistiche della formazione del nuovo esecutivo e le imminenti elezioni regionali in Molise, Friuli, Venezia Giulia, Zaia ha sottolineato che ha senso dare una risposta ai cittadini. A noi hanno fatto un sacco di promesse in campagna elettorale ed abbiamo un sacco di aspettative. I veneti per primi, perché hanno dato 2,5 milioni di voti ad un referendum e vorrebbero vedere l'autonomia. I signori che sono a Roma, ha concluso, si ricordino che i veneti li stanno guardando e li giudicheranno. Elezioni comunali, resiste a Treviso l'alleanza tra Lega e Forza Italia malgrado la rottura a Vicenza. Il braccio di ferro tra le segreterie regionali continua, ma gli azzurri pronti a difendere con le unghie e con i denti l'accordo. Un conto è la prova di forza, un altro la realtà. Lo pensano ma non lo dicono i rappresentanti trevigiani di Forza Italia alle prese con la grana Vicenza. L'alleanza per Treviso resiste. Il coordinatore provinciale Fabio Chiesa anche oggi ribadisce che non ci sono motivi per cambiare rotta, salvo un'eventuale imposizione dall'alto, che sarebbe evidentemente sgradita. Lo stesso commissario Adriano Paroli, pur richiamando la Lega all'ordine, è pronto ad ascoltare la voce di Chiesa e i suoi. Andrea De Checchi, coordinatore di lista e vice sindaco di Conte in caso di vittoria, commenta così l'ipotesi di rottura. È qualcosa che non prendo neppure in considerazione, perché la convergenza con gli alleati sul progetto di Treviso, l'affiatamento che esiste tra me e Mario Conte, il nostro tandem per riportare il centrodestra al governo della città
è talmente consolidato e talmente ben avviato e con progetti talmente seri per la città che è un'ipotesi che non contemplo neppure. Sinceramente non credo che a questo punto possa saltare un accordo di questo tipo, dato che ormai siamo riusciti faticosamente a mettere insieme tutto il centrodestra, una corsa solitaria di Forza Italia la vedo in difficoltà. La Lega e il resto del centrodestra sarebbero in grado di vincere comunque, aggiunge Caner, pur con un giro di parole, e Gentilini rincara. Io credo che una ripercussione a Treviso sarebbe un atto demenziale, perché il mio credo è sempre stato che la politica deve rimanere al di fuori delle porte delle amministrazioni delle città, e quindi io prego i responsabili politici di ricompattarsi, perché prima bisogna pensare all'uomo, ai cittadini e alla città, e poi le diatribe politiche. Siamo alla cronaca, ancora sangue sulle strade del Padovano con una nuova vittima in via Vigonovese a Villa Tora di Saonara. L'incidente è accaduto alle 15, un bus di linea si è scontrato frontalmente con un'auto, niente da fare per un uomo di 54 anni di Fossò, alla guida di una Lancia Beta a Monte Carlo, rimasto castrato tra le lamiere dell'auto. L'uomo non ce l'ha fatta nonostante i disperati tentativi dei sanitari del SUEM sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale. Un motociclista di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto invece a Bussolengo nel Veronese. Secondo una prima ricostruzione del sinistro da parte della polizia stradale, il giovane si è scontrato con un'auto che lo stava precedendo. Inutili i soccorsi del SUEM del 118, il motociclista 23enne è morto all'istante. Siamo al caso FAS, si prospetta l'ipotesi di reato di disastro ambientale. Oggi l'incontro del comitato dei genitori No FAS con il procuratore generale del Tribunale di Vicenza Antonino Cappelleri. Sentiamo. I genitori No FAS bussano alla porta della magistratura. Il procuratore generale di Vicenza Antonino Cappelleri risponde. Sul tavolo la vicenda giudiziaria relativa al processo per inquinamento di sostanze perfluoroalchiliche che ha visto disegnare sul territorio veneto-vicentino una zona rossa di comuni colpiti, e sul banco degli imputati mette l'azienda La Miteni. A breve dovrebbe esserci il deposito delle consulenze tecniche dalle quali il procuratore generale intravede quello che sarà il capo di imputazione. Vedrei rispetto al reato di disastro ambientale. Speriamo di poter dare un tempo relativamente breve al processo, almeno alla prima fase del processo FAS. Disastro ambientale, il primo passo verso la chiarezza di cosa è successo e perché sia potuto accadere, mentre rimane un'altra grande preoccupazione tra i genitori. La preoccupazione è quella di riuscire un domani a stabilire un rapporto causa-effetto tra l'esposizione a queste sostanze e eventuali patologie FAS correlate. Ci vorrà molto tempo. E certamente il fatto dell'inquinamento è eclatante. Si tratterà in un secondo tempo di verificare quanto incida sulla salute umana. Il piano di sorveglianza regionale è partito l'anno scorso, 84.000 i soggetti da controllare, 8.000 quelli a tutt'oggi chiamati. Ci vorranno almeno una decina di anni per avere dati epidemiologici tali da constatare eventuali correlazioni di causa-effetto. Troppo tempo per i genitori che al procuratore hanno fatto un'altra richiesta. Abbiamo chiesto di valutare il sequestro dell'azienda perché non possiamo attendere 10 anni o di più. Sequestro al momento non fattibile, ammette lo stesso procuratore, mentre i genitori ancora una volta chiedono a gran voce. E come semplice cittadino gli ho chiesto il rispetto della Costituzione italiana che tutela la salute in ogni sua forma, il rispetto del piano tutela delle acque che è una legge regionale e il rispetto della legge 81 sui lavoratori e la salute dei lavoratori della Miteni. Gas radon in un asilo nido di Padova, bambini trasferiti, i tecnici del comune di Padova durante un controllo di routine organizzato insieme all'ARPA hanno rilevato in un asilo nido comunale della città quantità di gas radon superiori al limite di attenzione previsto dalla legge. La legge prevede in questi casi che nelle strutture in cui si verificano sforamenti nella quantità lecita di gas si facciano interventi strutturali nel giro di 3 anni per eliminare infiltrazioni dal suolo. Trattandosi di un asilo nido, il comune ha deciso di spostare entro la fine del mese i bambini in altre strutture dell'amministrazione fino alla fine dell'anno scolastico.
Bene, i sequestrati a Gianni Zonin, il legale in aula dichiara di rinunciare al ricorso contro il sequestro. Gli avvocati degli azionisti sorpresi parlano di strategia, in vista vi sarebbero altri sequestri, forse più importanti. Hanno rinunciato al riesame, per cui è stato dichiarato inammissibile. Colpo di scena? Forse. La rinuncia, come raccontato dall'avvocato degli azionisti Renato Bertelle di Gianni Zonin, ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, attraverso il suo avvocato Ambrosetti, al ricorso contro i sequestri preventivi effettuati nei mesi scorsi relativi agli immobili di Vicenza, in Contrapozzetto e della villa Montebello Vicentino, sembra singolare, ma gli avvocati intanto intascano il provvedimento e commentano. Questi beni rimangono a disposizione dei risarcimenti eventualmente, eccetera, però non pregiudica tutto il resto, che rimane sempre sub iudice, nel senso che possono sempre chiedere la revisione degli altri sequestri. Eh sì, perché ci sono altri beni sui quali pende il ricorso, come peraltro potrebbero esserci nuovi sequestri in vista, forse anche più importanti. Immediato era partito il ricorso da parte dei legali dell'ex presidente Zonin, che contestavano il decreto con il quale il giudice aveva disposto i sequestri conservativi a favore di azionisti e risparmiatori che si sono costituiti parte civile nel processo in corso a Vicenza. Intanto l'ufficiale giudiziario aveva posto i sigilli a quadri, mobili, tappeti ed altri oggetti di valore. Immobili di pregio con suppellettri di un qualche valore, e allora perché rinunciarvi? È la domanda che si pongono anche i legali degli azionisti. Infatti ci chiediamo la strategia, perché certamente è strategica. Rinunciano a queste poche centinaia di migliaia di euro di beni così valutati e aspettano. Ed ora ci spostiamo nel veneziano. Sono stazionarie le condizioni della tredicenne che ieri si è gettata dalla finestra della scuola nel veneziano, vittima di cyberbullismo. Ricoverata all'ospedale di Treviso, la ragazzina non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini ovviamente dei carabinieri. Sono stazionarie le condizioni della tredicenne ricoverata nel reparto di pediatria all'ospedale Ca' Foncello, che ieri ha tentato il suicidio in una scuola del veneziano. Tutto è accaduto in un attimo. La ragazzina si trovava in classe, ha chiesto al professore di andare in bagno, poi ha aperto la finestra, è salita sul davanzale e si è lasciata cadere. Un volo di 4-5 metri. Immediatamente la piccola è stata soccorsa prima dal personale scolastico e poi dagli uomini del suo M118. La ragazzina ha subito una grave frattura all'anca e delle lesioni alle vertebre. Cosa abbia spinto la ragazzina ad un gesto tanto estremo è ora da chiarire. Immediate le indagini dei carabinieri. La famiglia della tredicenne nel mese di dicembre aveva segnalato episodi di cyberbullismo. Sono stati i genitori che si erano accorti di alcune offese rivolte alla figlia, situazione che sembrava essere rientrata, anche se allo stato attuale però non sarebbero stati individuati collegamenti con quanto accaduto ieri mattina. Ora gli uomini dell'Arma stanno indagando per risalire agli autori delle offese. Secondo i legali che stanno seguendo la famiglia, però, la mamma sembra abbia avuto delle prove di ulteriori episodi di cyberbullismo ricominciato proprio nelle settimane scorse. Una situazione delicatissima al vaglio delle forze dell'ordine. La notizia si è subito allargata a macchia d'olio. La ragazza non era seguita dai servizi sociali, dichiara il sindaco, e sulle motivazioni dell'accaduto sono in corso indagini. L'importante è che non sia successo l'irreparabile e se ci sarà bisogno del nostro aiuto siamo pronti ad intervenire in suo sostegno. E continuiamo a parlare di bullismo. Un vigilante nelle scuole per combattere bullismo, droga e disagio giovanile. Il progetto pilota è il primo in Italia, partirà a Castelfranco Veneto il servizio. L'ultimo episodio in ordine di tempo è il caso della tredicenne che ha tentato di suicidarsi gettandosi dalla finestra della scuola nel veneziano, vittima di cyberbullismo, un fenomeno difficile da arginare ma soprattutto in preoccupante aumento, fenomeno che va combattuto con tutte le forze. Così a Castelfranco presto potrebbe partire un progetto pilota, il primo in Italia, un vigilante nelle scuole per combattere bullismo, droga e disagio giovanile. È una figura nuova che innanzitutto dovrebbe essere formata, dobbiamo avere del personale che si è occupato di sicurezza, potrebbe essere ex carabinieri, piuttosto del personale insomma che ha avuto a che fare con investigazioni di quel mondo lì, che però deve essere formato anche sugli aspetti educativi, perché all'interno della scuola dovrebbe avere dei compiti e degli obiettivi ben precisi. Come lavorare in collaborazione con gli insegnanti, con il personale ATA, presidiare le zone a rischio e osservare i ragazzi che hanno problemi relazionali.
perché il contesto scolastico deve essere depurato da tutta una serie di tossicità che vanno a incidere sulla qualità della vita e sulla capacità di apprendimento e di conoscenza dei nostri ragazzi. Un addetto alla sicurezza che dovrebbe vigilare nelle scuole dalle elementari alle superiori, progetto presentato da Borsellino, psicologo dell'USE, e dal maresciallo in pensione Antonio Currò. Soddisfatti anche gli insegnanti. Il progetto deve essere visto come un'opportunità di fare squadre, di fare reti tra più istruzioni e tra più formazioni. Ora pensiamo a Castelfranco Veneto, che ci sono oltre 9 istituti superiori, e sarebbe bello poter pensare che i 9 dirigenti delle scuole superiori possano creare un'opportunità perché questo progetto possa diventare un qualcosa di laboratoriale e anche entrare in campo a tutti gli effetti. Ovviamente il vigilante non potrà fare attività di indagine non autorizzate o operazioni di perquisizione. Ed ancora cronaca, giornata quindi caratterizzata da una serie di incidenti di diversa entità. In A4 una catena di sinistri iniziata nella notte e proseguita durante la mattinata e il primo pomeriggio. L'ultimo, accaduto alle 15, è un toponamento fra 5 mezzi pesanti fra Portogruaro e Lattisana in direzione Trieste. Inevitabile, osserva Autovie Venete, le congestioni e i blocchi del traffico. È stato chiuso il tratto Portogruaro-Lattisana in direzione Trieste, istituita l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Sul posto già tutti gli operatori e i mezzi di soccorso, compreso il 118. Secondo appunto le prime informazioni è rimasta ferita una persona. Hanno rapinato auto e cellulare a un anziano uscita da un supermercato fingendosi poliziotti. Gli agenti, quelli veri, li hanno rintracciati. Usciva da un supermercato di Padova poco prima dell'ora di cena con le borse della spesa. Erano circa le 19 quando 2 uomini si sono avvicinati a un'anziana di 72 anni, spacciandosi per poliziotti e chiedendo di controllare l'abitacolo della sua Panda. Pochi istanti la donna si è ritrovata senza auto e cellulare. Strattonate dalle mani le chiavi, 2 le hanno inserite nel cruscotto, sono saliti in auto e partiti facendo perdere le loro tracce. Immediata la denuncia alla polizia, che poche ore dopo ha notato l'auto girarsi lungo le vie cittadine. Fermata dopo un breve inseguimento, la polizia ha iniziato i controlli. L'auto era proprio quella dell'anziana, ma aveva già targhe diverse. Gli arresti sono scattati per il conducente, un 41enne padovano. In casa sua sono state recuperate le targhe originali. Bloccato con lui anche un padovano di 59 anni, denunciato per ricettazione. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. 1396 concorrenti per un solo posto di ostetrica. Prima prova di ammissione questa mattina è servito il Palasport San Lazzaro per ospitare tutte le partecipanti arrivate da tutta Italia. Eccovi alcune storie. Niente tifo assordante, solo silenzio al Palasport di Padova e concentrazione al massimo. È la prima prova della selezione per un solo posto a tempo indeterminato per ostetrica, indetto dall'azienda ospedaliera. 1394 gli iscritti, pressoché tutte donne, che occupano gli spalti dell'impianto di San Lazzaro per la prova a test con risposta scritta sulle materie della professione. Vengono anche da lontano, Campania, Puglia, Sicilia. All'esterno i fidanzati o mariti attendono, ci sono anche le mamme, ma c'è anche da Pavia una nonna col pupo della figlia concorrente. Quali attese ha quindi sua figlia? Molte? Andare via. Ha tante speranze, ma poche opportunità e sicuramente se ne andrà via. Dice anche all'estero? Ho paura di sì. Speriamo insomma che riesca a passare questa prova, insomma sarebbe veramente importante per lei, insomma. Attualmente lavora a tempo determinato a Ravenna. Da Roma? Sì, da Roma, perché a Roma non ci sono concorsi, quindi... Padova sarebbe più lontana, ma se fosse un posto fisso... Beh sì, sarebbe meglio, insomma, sarebbe un passo in avanti per lei. La prova odierna, dalla quale uscirà una graduatoria di 400 nomi che effettueranno una seconda selezione, pare sia stata piuttosto facile. Il lavoro della commissione si presenta quindi difficile. Le domande erano fattibili, però ovviamente erano così per tutte, ecco. Ne farai altri di concorsi, immagino? Sì, sono già in programma Vicenza, Bassano. Sei disposta casomai a trasferirti fuori regione se capitasse? Sì, certo. All'estero? No, intanto provo qui in Italia e poi vediamo.
Violenza contro le donne è un fenomeno che va combattuto con tutte le forze, tanti troppi casi negli ultimi tempi, così Jerusalém Gomes, la brasiliana che sta girando a piedi in tutti i comuni del Veneto, ha dato via ad un'iniziativa. Sentiamo quale. Panchine rosa da sistemare in tutti i comuni, ben 574 del Veneto. Panchine per dire basta alla violenza contro le donne. L'iniziativa, che ha già avuto il consenso di molte amministrazioni comunali, è partita da Jerusalém, la brasiliana che ha scelto di attraversare il Veneto comune dopo comune a piedi per scoprire le bellezze e conoscere le tradizioni e le storie dei paesi. La panchina perché io ho camminato da donna e mi chiedevano in tanti se avevo paura e questa cosa mi ha fatto tanto riflettere su questa che è una tematica, dico sempre che è una malattia che non ci sono farmaci che possono curare, che è quella dove la donna ha paura della violenza. Così, dal detto al fatto, ha portato avanti il suo progetto Panchine con una valigia. In questa panchina vogliamo dire questo: prendi la tua valigia con i tuoi sogni, con la tua libertà e vattene, perché non puoi subire. Primo comune a posizionare le panchine rosa, Bardolino. È un'iniziativa mirata a sensibilizzare le persone su un problema che è diventato una vera e propria piaga sociale, e quindi nel momento in cui mi ha proposto di aderire io ho raccolto e mi sono immediatamente attivato per essere partecipe di questo progetto. Anche il governatore Zaia, seduto comodamente in una delle panchine, plaude l'iniziativa. Le panchine saranno delle pietre miliari che segneranno un percorso, quindi se si fa questo percorso in rosa, che è un percorso che vuole parlare di difesa della donna, lo si fa andando da panchina a panchina, da città a città, e quindi un percorso veneto. Dall'altro il contenuto appunto che è quello culturale, che è quello di civiltà, e penso che debba essere dato atto che questa è una bella iniziativa. Ed è tutto dal Veneto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. L'anticiclone Apollo si espande sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 aprile. Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna del sole. Non sono attese infatti precipitazioni. Sulla nostra regione il cielo si presenterà quasi del tutto sereno e limpido su tutti i settori. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori massimi in aumento oscillanti tra 22 e 25 gradi. Nessuna variazione di rilievo sul Friuli Venezia Giulia. La nostra grafica ci mostra che anche qui sarà una bellissima giornata di sole ovunque, non sono previste piogge. Il cielo infatti risulterà sereno su tutti i settori. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11 gradi, valori massimi gradevoli compresi tra 23 e 26 gradi. Poche variazioni se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata il sole sarà dominante. Il cielo infatti si presenterà sereno e terso su tutti i settori della nostra regione. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 25 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.